Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Dai che andiamo a spacchettare un bel po' di roba di Marvel Super Heroes. Cominciamo dalla scene box, perché si chiama scene box, con eroi e villani, per poi andare con tutto il resto. Vai raga, partiamo da queste. Chiaramente non tengo tutte le scatole perché sennò veramente non ho più spazio per fare nulla. E comincia il box. Molto interessante. Eccolo qua, i nostri grandi eroi. Però la cosa che interessa a me sono queste. Eccoci qua. 1, 2, 3. Più le varie card. Eccole qua. Buono. E 3 pacchetti. Adesso mettiamo via questo. Vai raga, questi sono i classici cartoncini che comunque te li godi. Le heart. Molto bene. Mettiamo qua. E qua invece abbiamo la cosa più succosa. Le nostre card. Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Capitan America e Occhio di Falco, tutte nella sua. Eccole qua le card: Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Capitan America e Occhio di Falco. Nella versione foil, super figa, eccola qua. Eccole qua ovviamente le card slivate, come si suol dire in un termine di madrelingua. Le dividiamo già per colore perché sapete che così preparo già dopo per mettere via tutto, che sarà comunque una cosa bella, lunga. Ok, adesso apriamo questo qua di villani, poi apriamo le card e poi comincia uno spacchettamento selvaggio. Ok. Chiaramente queste non penso di tenerle perché sinceramente tenerle così ha poco senso, almeno per i miei gusti, ecco. Quindi preferisco, anche perché se no mi riempio di troppa carta, di troppa roba, diventa impensabile. Collezionando 2000 cose è impossibile, raga. Ok, bene qua. E molto bene qua. Abbiamo le card. Eccoci qua, raga. Le cose che di solito tengo comunque sono questo, perché è da collezione, e i bundle. Stop, perché sennò veramente è finita. Qua raga, qua abbiamo tanta bella roba. Ultron, è questo che chiaramente vale tutto per me, il signor Thanos, Modok, l'uomo salvente, l'abominio e Loki. Qua cioè, i cattivoni sono sempre più affascinanti, c'è poco da fare. E qua abbiamo le rispettive art, se non erro. Speravo firmate, invece no. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Buono ragazzi, iniziamo con i 6 pacchetti di questi box. Chiaramente le vogliamo trovare Thanos nella versione quella dei due colori che se non ricordo mi sembra rosso, bianco e nero mi pare. Adesso non voglio sparare cavolate, ma mi sembra triplo colore. E dopo la gemma e tutte le, diciamo, le arte, quelle fighe, ecco. Comunque è chiaro che se si tratta di Marvel dobbiamo spacchettare il più possibile. Sono l'Universe Beyond che a tutti fanno cagare, io invece amo queste versioni qua. Mio sogno Star Wars, ovviamente. Qua possiamo andare anche veloci. Quello che non interessa sono le big. Non male questo. Wolverine, già te lo godi. Una foil e terra. Vai che andiamo. Andiamo. Ho tanta roba da unboxare, quindi devo andare un po' veloce, diciamo, con queste.
per poi puntare alle big. Bella, visione così te la godi al massimo. E una foglia e una terra bella. Dai che vogliamo le art fighe. Attenzione. Shield Flying Car. Diciamo un pacchetto non per la più afrodisiaco. Attenzione. Cioè la gemma chiaramente è un obiettivo primario. Abbiamo tante carte da spacchettare, le probabilità ci sono, ma con Spider-Man ho spacchettato la gemma non in game, cioè non in live, non in video ovviamente. Come sempre, siamo sempre molto sfortunati su sta cosa. Comunque, che beh, questa è fantastica. L'art così mi piacciono casino le terre così. Andiamo avanti. Obiettivo gemma. Quando l'ho spacchettata mi ricordo ancora uno dei pochi video, uno dei pochi pacchetti, cos'era il bundle, forse quello speciale, che non ho registrato. Ho tirato giù 10 bestemmie, ovviamente. Bello Mr. Fantastic. Abominio. Taskmasters. E la gemma. Non c'è, però c'è Galactus. No, bellissima. Galactus. Ultimo pacchetto. Dai raga, dai raga, dai raga, dai raga. Dai raga. Alien Invasion. Bella comunque. Non arriva la gemma, ma arriva comunque bella robina. Ok, adesso ci spariamo questo che è il Commander Deck, lo volevo in versione da collezione, stiamo, devo stare anche attento a non rompere, per questo sì lo tengo al 100%. Attenzione. Ho scelto questo perché ovviamente mi gasano di più i villani. Ok. Allora, questo è il paccotto Commander, mazzo Commander. Ecco il deck con Dr. Doom, King of Latveria. Mamma mia, bellissima sta carta, sublime. Poi abbiamo il Molecule Man, mamma mia. Soprattutto ragazzi la pronuncia come indiana. Ok, poi andiamo avanti. Tutte le carte diciamo con l'art particolare. Eccoci qua. Kang Dynasty, Age of Ultron. Cioè sono tutte bellissime, madonna, sono proprio da collezione. Cerchiamo di farle vedere tutte queste perché merita, Killmonger, Lady Loki, questa è anche molto gnocca. Molto bene. Sono tutte in un'edizione, in un formato, in una foilatura bellissima secondo me. Kang Prime. Guarda Loki, bellissimo così. Mamma mia. Scusate ragazzi, ma faccio fatica perché quando sono le 100 carte facciamo così adesso perché sennò veramente ci mettiamo 30 anni. Però insomma si può notare anche dal video che sono proprio belle anche le terre così, per chi è appassionato appunto anche dal punto di vista collezionistico ci sta tantissimo questo Commander Deck Collector. Guarda che belle che fate così.
Ha proprio una fogliatura fighissima. Madame Hydra, mamma mia che gnocca. Che la gnocca piace sempre. Sono tutte in un'edizione speciale, diciamo. In un formato, ecco. Brawler. Terminate, così te lo godi. E poi vari Solve Ring, sempre i soliti, chiaramente in edizione diversa. Commander. E poi abbiamo le terre. Mamma mia, le terre così, però sono di un'arroganza, signori. Incredibile. E poi le varie pedine, sempre. Comunque, foilate, fighissime. Adesso andiamo all'unboxing del Marvel Super Hero Bundle. Deve arrivare l'ultima cosa che manca, il bundle, quello gift bundle, e quello chiaramente arriva però a metà luglio. Apriamo tutto. Scusate ragazzi, faccio questa cosa non in visione, ma è per evitare, ecco, di rompere tutto. Guarda che bello però ragazzi, cioè nel senso vale il prezzo del biglietto. Eccolo qua. Dado, che chiaramente collezioniamo anche dadi, perché abbiamo delle difficoltà, raga, purtroppo la situazione è abbastanza disperata. Eccoci qua. Chiaramente teniamo le due collector per la parte finale del video, ovviamente. Qua abbiamo questi. Ok. Oh, Scarlet Witch, guarda che bella, madonna, bellissima. Ecco ragazzi, queste sono tutte le carte, cioè parliamo di Marvel. Speriamo magari Batman, sarebbe bello Batman e Superman insieme, magari dopo avere Star Wars. È il super sogno, raga. Ecco, abbiamo altri tipi di terre. Insomma, il solito bundle, dai. Insomma, non scopriamo di certo l'acqua calda. Buon raga, spacchettiamo il bundle e vediamo cosa troviamo. Chiaramente la gemma è al primo posto delle nostre preferenze, e il Thanos Commander secondo. Storm, attenzione, c'è anche una di Galactus bella, questa molto bella, però sinceramente partiamo bene e dai, la partenza non è negativa. Vai, pacchetto, cerco di tagliare un po', raga, perché almeno spacchettamento, se no ci mettiamo 10 ore. Bello, Winter Soldier così, molto bello. Daredevil, fighissimo. E terra. E questo è per un bel tesorino che mi godo. Vai. Gemma. Vogliamo la fottutissima gemma. Hulk, bello, questa versione di Hulk. Questa te la godi. E Nick Fury. Ma la gemma non si vede. Andiamo avanti. Bella Titania così. Monica Rambau, perché è Rambau, signori, bella sta mitica. Monicona che, aspetta. Perfetta. E dopo i soliti. Beh, le terre diciamo, con l'arte intera sono fantastiche. Andiamo avanti alla disperata ricerca. Ho messo 100, bella. Blazing Crescendo, Blasing come volete voi. Sapete che sono sempre a vostra discrezione le Arminzola, le pronunce. Bello, questo con valore sui 10 euro, credo. Questa è una bella mitica, deve essere la seconda mitica, diciamo, di quella delle versioni base, diciamo, sui 10 euro. Bene, bene, te la godi. Oh, doppia mitica con Ultra. Una doppia mitica, signori. Non male, non male. Scusate, raga. Stark Industries, bella. Pepper Potts, per una versione più sexy di Ascent. Noi vogliamo le versioni sexy, come le Variant. Bella.
Wonder Man, Vision Quest. Niente di citate questa. Ma regalami già la gemma, che cacchio, senza dover rompermi i maroni. The Master of Evil. Bello, Spider-Man così, molto molto bella. Una bella versione. Jane Foster, bella anche questa. E poi, vabbè, un bel soldato pedina, che te lo godi. La scalata continua. Devo avere tutte le gemme, ovviamente. Questa è l'unica cosa oggettiva di questi universi. Kingpin, bella. Nulla. Ultimo pacchetto del bundle. Tanto trovo dopo la gemma, la trovo nel bundle, quello che magari non vado a spacchettare perché quello, diciamo, il gift bundle esce sempre dopo, e trovo la gemma, per carità va benissimo, però mi girano un po' i maroni. Possibile che non possiamo trovarla anche in registrazione? Niente. E anche col bundle, one cazzo. Raga, sono rimasti le due collector per la fine e le bustine di gioco. Qua poi voglio la cacchio di gem. Raga, partiamo la prima, la spacchettiamo in diretta, poi taglio perché sennò ci mettiamo 10 ore. Signori, la caccia alla gemma continua. E anche a Thanos nella versione Commander. Castello di Destino, bella, questa è bella. E si perde un po' così. Siamo a 15 minuti. Killmonger, Capitan Marvel, Barone Zemo, bella comunque, e Arminzola, in una versione foil così, molto afrodisiaca. Silenzio. Il silenzio prima del godimento. Spider-Man pronto ad aiutare. Peccato. Regalateci una gioia. Vedo venire. Destino. Questo proprio, mamma mia, pacco orrendo. Oh, ma ci regalate una soddisfazione anche in registrazione, porca miseria. Niente. Scudo di Cap, occhio di falco e niente. Gemma, gemmina. Avengers Tower, bella però, fatta così te la godi, eh? Donna Invisibile, bellissima qui. Oh, questo bel pacchetto. Spettro, Tigre, Taskmaster, Pet Avengers e basta. Però, dai, a livello estetico, soprattutto la Donna Invisibile, te le godi. Questo è un bel pacchetto. Perché comunque l'estetica per me è fondamentale. Dai, regalateci almeno arte alternative fighe. Sentry, bella però. Resto un po' così, il vuoto. È uno scoiattolino di New York. God. Andiamo avanti. Questa è figa. Vedova nera, bellissima anche così. E qua Sierra del super soldato, ma veramente bello. È questo, ragazzi. Questo Killmonger, le art, raga, sono qualcosa di incredibile, cioè. La gemma mi interessa perché le voglio tutte. In caso me la compro disperata, però sempre offline trovo il pacchetto con la carta che voglio di più. Però ste art qua, fioi, cioè, spaccano troppo i culi, c'è poco da fare. Dai, voglio la ciliegina, voglio la ciliegina. No, questa è proprio una torta molto amara.
Vai, silenzio. Bella, mamma mia. Art superb. Dai, cacchio, sto trovando tanta bella roba. Ma le due che voglio di più, ovviamente no. War Machine. War Machine. La società dei serpenti e la società dei serpenti in doppia versione. No, non che credo. Folle non folle. I pacchetti continuano a regalarci emozioni, ma non quello che voglio veramente. Spider-Man, va bene. Kid Loki. Cap. Cree. E Ugaz. Inteo. Dai, dai, dai. Guardiano rosso, bello. La potente e la patata. Ma non abbiamo le due carte che voglio di più. Mancano ancora pacchetti, però. Ma la sfiga veramente in registrazione è spaventosa sulle due, diciamo, tre principali. Pochissime volte ho trovato le principali in video. Scarlet, bella. Alzare lo scudo, ma purtroppo non si alza. Il pipino con la gemma o Thanos. Ancora questa società. L'arco. Che palle, oh. Vai, raga. Siamo carichi e pronti a sconfiggere il sistema. Ancora no, purtroppo. Abbiamo superato il muro dei 20 minuti e non c'è traccia di Thanos e della gemma. Mondi nei mondi. Cubo cosmico, bellissima, però non guardo neanche, non mi interessano i valori, ma questo è stupendo, una mitica stellare e una Madame Hydra, sempre bella figa. Oh, allora, esteticamente ci siamo. Vai. Dai, la gioia suprema. No. No. Ah, bella, però questa è molto bella. Altra cartona. Stiamo trovando quasi tutto, ma tranne le due più importanti. Dai. Più trovo qua, meno devo comprare. Vabbè, crescendo, stava già trovata. C'è un'art particolare però, attenzione. Barone. Bella, ma... Combattimento epico. War Machine. Io cazzo. Dai, discreto. Dai, come, dai. Dobbiamo sconfiggere il sistema, cacchio. Nascondiglio malvagio. Cane gustatore, bella. Dai, dai marchetto. Il rosso, bello. Vive visione. Invasione aliena. Guardia reale. E buon cazzo. Siamo verso la fine, raga. E la beffa è sempre più atroce. Mamma mia, questo è veramente brutto. Regalateci un sogno, qua abbiamo un'arte un po' spoilerata. La cosa ben green, bella, questa la volevo, dai. Al manco, Iron Man, vabbè. Mimo. Shuri. Missione. Bella anche questa. Ma ci manca quel qualcosa per la ciliegina, ci manca. Dai. Tempesta, fighe. Nulla da fare, raga. Per le carte che voglio non devo registrare, ho capito. Questa è la realtà. Vai.
Dai cacchio, la cosa in versione normale, Luke Cage, Avengers Uniti, molto bella, Vedova Nera in versione foil, e di Avengers Uniti c'è anche una versione bella alternativa. Un po' di culo, niente. La guerra civile è bella però, niente da fare. Dai ragazzi, mancano poche buste adesso, eh? Che nera, oh. Io mi ostino a registrare. Capitan Marvel, bella. E Galactus, ma ce l'ho già. Ultime 3 bustine. Prima delle 2 collector. Ma io trovo là, sarebbe bello trovare anche in versione super, però la vedo alquanto dura. Zora, ho trovato 25.000 volte. Peccato, ci speravo. Nulla. Penultima busta. Alzare lo scudo, una bella versione. Barone, la cosa, Spider-Woman, la Rambau, perché per me era Rambau. Però dai, che palle. Niente, non ce ne va una giusta in registrazione. Ultimo pacchetto e poi andiamo di collector. Vedo che abbiamo una sfiga. Oh. Bello, beh, questo è figo però. Ed è anche mitica. Oh dai, chiudiamo bene. Chiudiamo molto molto bene. Adesso 2 collector. Raga, abbiamo le 2 collector. Ultima speranzella di trovare cose, 2 bestioni. Guarda che bella, una aperta e 2. Le ultime, two chance in un inglese perfetto o francese. Dai. Dai, tensione altissima. Ah ok, questa versione è bella, cioè nel senso la stessa versione ma sempre piacevole trovarla anche dall'altra parte. Barone, che palle. Terra, vabbè. Super Skull, bella. Divine Visitation, vai. Capitan America, bellissima, ma cavolo, una versione stupenda, però che sfiga, ce l'ho trovata, quindi un doppio. Three Steps Hut, proprio in inglese perfetto. E Avenger Disassemble. Vabbè, dai. Non pienamente soddisfatto perché ho trovato una bellissima carta mitica, ma fatalità avevo appena trovato l'ultimo pacchetto. Niente ragazzi, mi dispiace, ma in registrazione siamo iper sfigati. Per fortuna non costano tanto le carte che mi piacciono, però un po' mi girano i maroni. Niente. Molman, voilà, stupenda. Extradition Event, bella. Oh, questa eccola qua. Con il guanto dell'infinito. Oh, questa sì, questa è figa. Oh, meno male. Una di quelle che volevo l'ho beccata. Visione che l'avevo già trovata. E basta, dai. Diciamo che esteticamente, purtroppo non foil, ma questa è una di quelle che volevo di più per il guanto dell'infinito. Raga, un saluto dal comandone veneziano. È andata bene, ma le 2 carte, cioè Thanos del Commander e la gemma, nulla da fare a questo punto. Voglio invertire la situazione e voglio spacchettare anche il gift bundle. Raga, alla prossima. Ciao!